Sono le 7:26, questo è Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Allora, in vista della festa della mamma di domenica ci prepareremo alle manifestazioni, a Corri Catania, le Azalee della ricerca e poi anche avremo un varietier per ridere ma anche per pensare. Ma innanzitutto la cronaca, e c'è stato purtroppo un mortale incidente stradale, è morta una donna lungo la statale 115, la Trapani-Siracusa che passa da Agrigento, e in località Bordea, alle porte di Sciacca, si sono scontrate due macchine. La donna che è morta viaggiava nel sedile posteriore di una delle due. Ah, non c'è il servizio, scusate, credevo ci fosse il servizio, e questa è la notizia che è di questa mattina. Adesso andiamo a Corleone perché ci sono ancora sviluppi. Dopo il voto unanime del Consiglio Comunale per allontanare Riina Junior dal paese, è arrivata la risposta piccata di Salvo Riina, il figlio del sanguinario boss di Cosa Nostra. Sui social si fa beffe di tutti e racconta ai suoi follower gli ultimi successi letterari in ambito internazionale. Mentre a Corleone si dibattono discorsi senza senso, io, lontano da casa e da discorsi inesistenti, continuo a conseguire successi. A scriverlo sui social è Salvo Riina, figlio del boss Totò, che risponde così alla delibera del Consiglio Comunale che chiede di impedirne il rientro in paese. Riina Junior usa la sua pagina Facebook e continua: da poco ho firmato un nuovo contratto di cessione dei diritti di licenza biografici del mio libro Riina Family Life, in lingua ungherese, a breve l'uscita. Poi saluta tutti i fan di Facebook. Una risposta a distanza al Consiglio Comunale, che ieri aveva approvato un ordine del giorno presentato dal sindaco Nicolò Nicolosi e dalla Giunta, con cui si auspica l'allontanamento di Giuseppe Salvatore Riina, rientrato di recente a Corleone dopo una lunga assenza, prima per detenzione e poi per altri motivi. Tra le motivazioni della richiesta il fatto che Salvuccio Riina non ha mai preso ufficialmente le distanze da Cosa Nostra. Salvo Riina, terzogenito del capomafia Totò Riina, era tornato in paese nel mese di aprile, il 4 aprile per l'esattezza. Da tempo ha finito di scontare una condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione. Dopo la scarcerazione è stato tra il Veneto e l'Abruzzo. Ha messo al regime di affidamento ai servizi sociali, un percorso fatto con l'associazione Famiglie contro la droga, ha terminato gli studi e si è laureato. Riina Junior mancava dal 2017, quando, dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice, ebbe il permesso di tornare per fare da padrino al figlio della più piccola delle sue sorelle. Il fratello maggiore Giovanni sta scontando da anni una condanna definitiva all'ergastolo per duplice omicidio e mafia. Salvuccio porta un nome scomodo che non ha mai rinnegato. Sulla storia del padre ha scritto un libro che suscitò molte polemiche, quello stesso libro che gli ha fruttato tanti fan su Facebook e che adesso viene tradotto in ungherese. Nel 2016, quando uscì questo libro, Salvo Riina accettò di farsi intervistare nel salotto di Porta a Porta da Bruno Vespa, una trasmissione seguita da forti polemiche per avergli dato spazio e per non avergli fatto domande scomode. Angelo. Partiamo e leggiamo brevemente dalla Sicilia. Corleone chiede l'allontanamento, lui presenta la sua biografia, riferimento a Salvo Riina che snobba il Consiglio Comunale e scrive su Facebook: io lontano conseguo successo. Questa è, diciamo, la risposta, come abbiamo sentito anche nel servizio. Intanto nell'era social anche la mafia si evolve e si adegua ai nuovi tempi e i boss cercano di diventare influencer a modo loro. Vediamo come. Dai pizzini a TikTok, dalle teste di cavallo agli emoticon, dalle croci per minacciare ai cuoricini e ai lucchetti per dimostrare coraggio ed omertà. La mafia al tempo dei social adotta linguaggi moderni e si rinnova. Lo dice il rapporto Le mafie nell'era digitale, stilato dalla Fondazione Magna Grecia e presentato nei giorni scorsi. I boss di oggi si muovono con disinvoltura tra i social, un po' capi, un po' influencer, gestendo i flussi finanziari e lanciando i loro messaggi agli affiliati. Adesso la mafia è diventata sempre di più capace di utilizzare il filtro della manipolazione seduttiva per cercare di esercitare appunto anche una rappresentazione mediatica del mafioso che in qualche modo è forte. Pensate per esempio alla fotografia del padrino in uno dei covi di Messina Denaro.
Si fanno vedere le case, le famiglie, i soldi guadagnati con lo spaccio, la vita agli arresti domiciliari, le macchine di lusso. In sintesi si mette in mostra e si ostenta il potere e cambia anche la narrazione giornalistica. Questa distorsione del reale viene enfatizzata a volte anche in maniera inconsapevole da mezzi di comunicazione, soprattutto non italiani, che insistono su alcuni particolari, su quello che possiamo definire il feticismo del dettaglio, che va ad accrescere la curiosità. Pensiamo per esempio a come i social hanno fatto galoppare il rapporto di Messina Denaro con il sesso. I social non sono solo vetrina e immagine, ma anche strumento di comando. Utilizzano la rete internet non solo per comunicare, ma anche per fare atti di apologia, di istigazione, oppure in maniera più subdola, certe volte anche più aperta, per minacciare qualcuno. Soprattutto le nuove generazioni, quelle che noi chiamiamo le generazioni Z, che sono avvezze a un utilizzo molto forte, in particolare dei social. Poi c'è tutta un'attività che noi compiamo. Ecco, mi piace ricordare che la polizia postale è un po' come le volanti che circolano su strada. Guardiamo, sentiamo. E come per ogni influencer si crea anche la comunità di fan che sostengono i valori delle mafie. Se una volta c'era il rito della punciutina per entrare nella famiglia, oggi basta anche un semplice mi piace. Angelo, vogliamo dare un'occhiata ancora ai quotidiani siciliani? Allora, ricominciamo partendo dalla Sicilia, che abbiamo già visto nelle pagine interne, ma questa è la prima pagina, c'è un'apertura che è un fatto di cronaca di cui ci siamo occupati ieri nei nostri telegiornali. Ad Augusta, il carcere piazza di spaccio, trovati hashish e telefonini, sono stati 11 arresti. E poi c'è il caso, perché il garante dei detenuti chiede trasparenza sui 2 morti che sono avvenuti in cella. E quindi magari poi cercheremo di approfondire se avremo tempo. Diciamo, la Sicilia poi ha le 2 notizie principali della giornata. La Sicilia, il futuro è nell'energia, con una bella intervista al ministro Urso, che oggi è a Catania e anche a Siracusa, parla di transizione che porterà il lavoro e sarà garanzia per i dipendenti anche dell'ISA di Priolo, che sappiamo essere uno stabilimento importantissimo. E poi l'altra notizia di oggi ed è una bruttissima piaga, l'altra droga, il gioco online. La Sicilia è terza per puntate, un tesoro che vale 7,6 miliardi di euro. Terza in Italia. Terza in Italia. C'è tanta fame, c'è poco lavoro, ma intanto si trovano tanti soldi per continuare a giocare. Poi ne hai parlato anche tu ieri nel corso del telegiornale, anche con un editoriale. Il Parlamento regionale in panne, Schifani convoca un vertice, quindi il governatore insomma fa sentire la sua voce, perché questo Parlamento non funziona. Ancora 2 notizie dalla prima. Ad Acireale l'ex sindaco, ora candidato e di nuovo indagato, ma dice resto in corsa. E poi c'è un caso che si guarda del solarium, sugli scoppi, scoppia la polemica nell'oasi di Levanzo, attacchi al demanio. Queste sono le notizie della prima pagina. Allora, abbiamo parlato del gioco d'azzardo, vedi, all'interno della Sicilia ci torna perché eccolo qua. I siciliani sono caduti nella rete, diciamo così, e a terza dopo Campania e Lombardia l'isola conta 7,6 miliardi di puntate effettuate dai giocatori online, mentre quelli reali e fisici si piazzano al 6° posto, quindi si gioca più online. Piuttosto che praticamente dal vivo personalmente nelle ricevitorie. E poi ancora sulle pagine interne della Sicilia se ne parla anche sugli altri giornali, ma mi piace sottolineare questa notizia: attesa significativa riduzione del prezzo della pasta. Noi ne avevamo parlato nei giorni scorsi, tu eri stato il primo a perché c'è stato questo exploit improvviso dei prezzi della pasta. C'è di più, la commissione di monitoraggio dice calati i costi delle materie prime ed energie, adesso bisogna fare scendere il prezzo. Lo vogliamo vedere questo calo al dettaglio. Vediamo un po', nel dettaglio la commissione ha preso in esame l'andamento del prezzo della pasta, che come è stato rilevato anche dall'Istat sia a marzo che ad aprile ha fatto registrare rispettivamente aumenti tendenziali del 17 e del 16,5%, ma sappiamo che ci sono state anche delle punte che sono
andate vicine, non dico al 30%, ma forse anche qualcosina in più. Questa è la situazione per quanto riguarda i consumatori, noi tutti i consumatori. Abbiamo visto dalla prima pagina quanto accade all'interno delle carceri italiane. Inaccettabile il silenzio sulla morte dei detenuti. A parlare il garante Mauro Palma ha chiesto trasparenza comunicativa per quanto accade, per quello che avviene all'interno delle carceri. Ad Augusta, il 10 settembre 2021, si era recato l'allora sottosegretario Davide Farone per valutare le condizioni di vita dei detenuti degli agenti di polizia penitenziaria. Quindi il carcere di Augusta, dove ci sono stati gli ultimi episodi, viene in questo momento attenzionato dal garante. Ancora altre notizie, dicevamo a proposito di occupazione, a proposito di lavoro, la Sicilia ha la speranza di diventare un hub d'Europa e la transizione energetica creerà più occupazione. Sono le parole del ministro Urso, che, come abbiamo già detto, sarà a Catania oggi, anche a Siracusa. Prescrizioni operative ambientali, garanzia per i dipendenti dell'ISAB e il ponte, dice ancora, si farà. Queste sono le notizie che ricaviamo dalle pagine interne della Sicilia. Adesso andiamo a Palermo con l'edizione di Palermo di Repubblica. Il titolo che vediamo subito è Mare fuori. Come nella serie. Mafia, insomma, economia, chiedo scusa, e ambiente, queste sono le notizie, l'approfondimento nelle pagine interne, perché si parla ovviamente intanto della pesca a strascico, quote europee e anche le pale eoliche, queste che fanno scattare la rivolta dei pescatori. Cioè sono dei limiti che non accettano. Esattamente. E poi ancora, ne abbiamo già parlato sulla Sicilia, ma anche qui viene ripresa la notizia. Augusta, morti 2 detenuti in sciopero della fame, il garante un silenzio che assorda, un italiano che si proclamava innocente, un russo che chiedeva l'estradizione, gli agenti penitenziari organici inadeguati. Noi siamo stati tra i pochissimi che ne hanno parlato, grazie anche alla tua rassegna stampa, perché ho visto anche nei telegiornali nazionali nessuno ne ha parlato, invece è incredibile. Evidentemente bisogna insomma fare sentire anche il disagio, le difficoltà che ci sono all'interno. Fatto bene il garante a occuparsene. E allora poi parliamo dei pescatori, perché trivelle, pale eoliche, divieti europei, i pescatori siciliani sono di fatto con le spalle al muro, le regole dell'Unione Europea sono sempre più restrittive ma continuano a non valere per i rivali del Nord Africa, chiaramente non possono valere. Ieri a Strasburgo i leghisti e anche i Dem d'accordo nell'attacco al commissario dell'ambiente Sinkevičius, che evidentemente punta a regole sempre più restrittive che non aiutano evidentemente i pescatori, che poi sono anche una sorta di volano per l'economia anche della nostra regione. Ancora sempre sulle pagine interne, ci torneremo fra un po' magari su Repubblica, ma vediamo la prima pagina del giornale di Sicilia, consideriamo, cerchiamo di accelerare anche i tempi. Schifani detta l'agenda dell'ARS, questo è il titolo scelto dal giornale di Sicilia. Una sola legge approvata in 3 mesi, decine di sedute inutili, tutti attorno ad un tavolo dopo la sferzata del presidente Galvagno. Il capo del governo siciliano convoca capigruppi di maggioranza e leader delle commissioni per superare lo stallo improduttivo. Il ritorno delle province e la manovra bis sono le priorità che sono state fissate dal governatore. Speriamo che queste cose poi alla fine veramente vengano realizzate. Abbiamo visto che ci sono dei numeri impressionanti sul fatto, diciamo, della presenza addirittura in aula. Scarsa presenza e scarsa produttività. A scuola diciamo che una volta si veniva bocciati per le assenze, no? Quando c'erano troppe assenze si perdeva anche l'anno scolastico. Vediamo cosa succede. Vediamo un po', attenzione a questa notizia, poi magari la affronteremo più avanti, però intanto dalla prima pagina del giornale di Sicilia. La tassa sui rifiuti rischia di schizzare in alto del 20%. C'è l'allarme dei comuni, dicono i costi sono raddoppiati, e quindi non ci sono delle belle notizie assolutamente
Per quanto Ma riguarda... migliorassero i servizi, allora uno può anche accettarlo. Ma il problema è che poi le città, tutte le città in genere sono sporche. Esatto. E si parla anche di contratti regionali e rotture, i sindacati sono pronti allo sciopero e quindi vedremo come andrà a finire questa vicenda. Poi a Palermo, ti ricordi la vicenda dell'uomo che è stato ucciso per l'affitto? Adesso c'è un appello per aiutare la moglie e i 4 figli, si parla del delitto avvenuto qualche giorno fa proprio nel capoluogo siciliano che è sempre in difficoltà sul fronte del traffico, perché nel sottopasso di via Crispi c'è la doppia corsia ma c'è sempre lo stesso traffico. Il provvedimento ha ottenuto l'effetto di alleggerire la pressione sulla bretella interessata dai lavori, però di fatto non è che abbia risolto in direzione di Monte Pellegrino, ma dall'altro lato ha provocato l'intasamento della carreggiata che porta alla Cala, lunga colonna di auto, e quindi come si vede vede bene. Ecco, quindi diciamo che non è servito, non c'è stata una soluzione. E poi c'è ancora una notizia che ha a che fare con la latitanza di Matteo Messina Denaro, la malattia del boss svelata dai suoi fratelli. A tradire il padrino, una telefonata tra Salvatore e Rosalia nel luglio del 2022 in cui parlano del signore di Castelvetrano colpito dal morbo di Crohn. Questa sarebbe stata poi l'imbeccata che ha fatto scattare anche se noi sapevamo del pizzino trovato a casa della sorella. Evidentemente, mettendo insieme tutti questi elementi poi si è arrivati. La procura e i Ross sono arrivati. Esattamente. 2 notizie ancora, una che riguarda sempre noi tutti perché è definitiva la ricetta elettronica, si potrà ricevere sul cellulare, per i cronici pensa varrà un anno, quindi non ci sarà più bisogno di andare, se tu hai una malattia cronica, di andare ogni settimana, ogni 15 giorni dal medico. Un richiamo invece dalla prima per lo sport, il rosanero verso Cagliari nella sfida playoff risale alla Regina. E cosa significa? Che alla Regina, che aveva 7 punti di penalizzazione, hanno fatto uno sconto, diciamo così, adesso sono 5, meno 2 di penalizzazione, e comunque il Palermo è sempre dentro la griglia dei playoff, che significa poter andare a giocare gli spareggi per un'eventuale promozione in Serie A, che sarebbe una grandissima... Palermo l'anno scorso ha vinto i playoff ed è andato poi in Serie B, quindi potrebbe provare il bis, diciamo così. Sarebbe fantastico. Adesso invece parliamo di Gazzetta del Sud, PNRR a Messina, via la fase attuativa, gli architetti siciliani, subito il tavolo per le opere connesse al ponte. Questo ponte insomma torna sempre, prende corpo... Se fanno davvero questi progetti per le infrastrutture che porteranno al ponte, è importante. È importante per tutta l'area che viene interessata dalle opere. Prende corpo l'esecuzione di uno dei progetti più rilevanti, la cittadella dei diritti all'ex città del ragazzo. Questa è la notizia che riguarda Messina e non solo il ponte. Nel dopo isola pedonale quasi 30 multe al giorno, perché evidentemente a Messina questa situazione crea ancora tensione. Si continua a pagare un deficit di mentalità tra commercianti e cittadini rispetto alla pedonalizzazione, e iniziative di Legambiente e di Adis sul viale San Martino. Insomma, ancora c'è chi resiste. Pronto soccorso operativo non prima del giugno 2004, parliamo del cantiere eterno al Policlinico. Ancora, devono aspettare un altro anno. Tra un anno la chiusura del cantiere del pronto soccorso del Policlinico, necessario in più 1.600.000 euro, il vertice deciso dal rettore Cuzzo Crea. E poi un paio di notizie intanto che riguarda e ci lanciano poi quelle che possono essere i giornali nazionali. In Italia, Polizia, Guardia di Finanza e RAI, è stata chiusa la partita, quella delle nomine, il governo ha completato il secondo giro con Pisani, De Gennaro e Sergio. Queste sono praticamente le indicazioni. E poi la notizia un po' del giorno è questa: Zelensky nel weekend avrà degli incontri a Roma con il Papa e con Meloni, non è escluso che possa vedere anche Mattarella che intanto invoca la pace. Direi che con la rassegna stampa regionale ci possiamo fermare qui stamattina. Ma su questo ci saranno i nazionali? Ce ne sono tantissime. Allora lo vedremo fra pochissimo. State con noi, buongiorno Sicilia.
Eccoci di nuovo a Buongiorno Sicilia. Se non siete ancora usciti di casa, non perdetevi la rassegna stampa di Allora, vediamo quali sono Angelo. le notizie più importanti Vai. di oggi, Michele. Allora, cominciamo con il Corriere. È stata trovata l'intesa rispetto a quello che dicevamo, l'abbiamo già visto, sulle nomine. Pisani alla polizia, passa la linea della Premier anche sulla finanza dalla PNRR. Attenzione, 600 milioni per gli alloggi agli universitari. Dopo la protesta. Si è sbloccata qualcosa. E poi l'altra notizia che abbiamo sottolineato: Zelensky in viaggio a Roma, si lavora all'incontro con il Papa, c'è un piano per il fine settimana, vedrà Meloni e forse anche Mattarella. Questa, diciamo, è la notizia che potrebbe fare diventare, non dico esecutivo, ma far nascere il piano di pace Il che famoso sta piano del Papa, che ci sta segreto, lavorando. piano riservato. Esattamente. E poi quanto è successo, notizia di cronaca, quanto è successo ieri Quella foto è incredibile. a Milano, l'esplosione, le fiamme, la nube nera, paura a Milano, 200 evacuati perché un furgone con delle bombole con l'ossigeno è andato in fiamme, è esploso, pare per un problema che è partito dal motore del veicolo. E poi sempre restiamo alla cronaca perché un pensionato di 94 anni ha salvato la vicina da una possibile violenza. Bravo. L'ha inseguita fino a casa nel centro di Milano, sempre Milano, e è riuscito a entrare, l'ha buttata per terra, è presa a pugni e gli ha strappato anche i vestiti. Si tratta di una donna di 43 anni che ha lottato con tutte le sue forze, ha gridato e così il vicino, 94 anni, è intervenuto ed ha chiamato i carabinieri salvandola, e in cella è finito un clandestino del Gambia. Quindi è una bella azione di questo uomo che, nonostante l'età, insomma, ha avuto la prontezza di sfida. Infatti. L'Europa prova a superare il tabù della unanimità, si muovono 9 paesi, evidentemente si parla di quelle che sono le regole poi per approvare determinati provvedimenti piuttosto che altri. Sono successe 2 cose importanti in Europa negli ultimi 7 giorni, sono entrambi passati quasi inosservati in un panorama mediatico sempre più bulimico e iperattivo. Il 4 maggio i ministri degli esteri dei 9 paesi hanno lanciato un'iniziativa senza precedenti per riformare il sistema del voto dell'Unione, perché questo è importante perché finalmente se no si bloccava tutto, bastava che un paese dicesse no. Fosse d'accordo e non c'era possibilità. E poi andiamo in Turchia, attenzione, batto Erdogan, no ad una Turchia autoritaria, è lo sfidante che in questo momento... Dal nome impronunciabile. No, è una cosa che non si può leggere. Diciamo che Kemal sicuramente, e poi Kilik Daroglu. Dovrebbe essere. Non siamo esperti della lingua. Comunque si presenta un rivale anti-autoritarismo, no? Sì, perché evidentemente la Turchia negli ultimi anni ha perso un po' di democrazia che aveva conquistato. E poi siamo al patto sulle nomine, anche qui l'apertura con le scelte del governo, un blitz viene definito così della Meloni in accordo con Salvini, Pisani capo della polizia e Sergio futuro amministratore delegato della RAI. Vince la linea Mantovano, il comando della Guardia di Finanza, intesa sull'investitura di De Gennaro, il Partito Democratico accusa un vulnus, la sostituzione anticipata di Giannini. Giannini era capo della polizia, adesso diventa prefetto di Roma e loro dicono ma come, mancava 1 anno e mezzo, cioè, lasciatelo lì dove sta. Invece. Poteva finire il suo mandato. Natalità... Vabbè, questo è il PD. Natalità, attenzione alla frase shock di Lollobrigida, esiste l'etnia italiana, va difesa ancora. Evidentemente per lui repetita non Juvent con ogni probabilità. Adesso passami la licenza. Repetita non Juvent è bello. E poi la guerra in Ucraina. Eccola qua, questa è la... Zelensky a Roma, domani incontra Papa Francesco e poi Mattarella. Questo le notizie su Repubblica e l'approfondimento cosa significa una vittoria di Kiev. Questo è l'analisi che viene fatta. Poi anche qui c'è quanto accaduto a Milano, un boato all'ora di pranzo, fiamme e paura per un furgone che è esploso. Foto spaventosa Anche qui. E poi c'è un'intervista al presidente del Napoli per gli appassionati, per chi ama questo sport. De Laurentiis dice: ho vinto lo scudetto, adesso cambio il calcio. Ma come lo può cambiare secondo te? Cosa fa? Questo guarda, è come
complicato, non è una ricetta semplice. Dice: ho ridato lo scudetto ai partenopei 33 anni dopo Maradona. I prossimi obiettivi: riformare la Serie A, diritti TV e regole per gli stadi. Insomma, ha delle idee in qualche modo, bisogna vedere quanto poi realizzerà il presidente del Napoli. Coppe europee, la Roma è ok, la Juve fa pari, mentre i viola, cioè la Fiorentina, vanno KO in casa negli ultimi minuti per quanto riguarda il giovedì di calcio internazionale. Adesso c'è la stampa, l'apertura per la stampa è quella di Zelensky che va dal Papa, il viaggio per la pace. Beh, questi sono decisi, hanno proprio messo sono convinti che questa missione in qualche modo insomma apra degli spiragli. Domani a Roma incontrerà anche il Premier, il Presidente della Repubblica. Dall'Inghilterra però, attenzione, si parla di pace, arriva il super missile per Kiev a lunghissima gittata. Quindi... Anche per questo forse Zelensky è più convinto di poter fare la pace. E certo, una volta che ha armi diverse rispetto a quelle finora utilizzate. Allora, il governo attacca la Costituzione, il virgolettato, l'intervista è al segretario della CGIL Landini. I voucher sono contrari all'articolo 1, pronti a tutto per tutelare il lavoro, però dobbiamo dire che questi voucher in realtà non sono stati introdotti da questo governo. I voucher risalgono a molti governi fa, e poi in Italia insomma i governi si susseguono, ce ne sono stati tantissimi. Il calo delle nascite, Mattarella dice: dare un futuro ai giovani, difendiamo la nostra etnia. C'è nuova bufera su Lollobrigida, ne abbiamo già parlato. E poi per quanto riguarda le altre notizie, sulla prima pagina della stampa c'è questa fotonotizia con un titolo: una Juve da gatti, per dire che al 97esimo ha segnato un giocatore che si chiama Gatti e in qualche modo ha tenuto a galla la squadra di Allegri. Un altro ha messo a 7 vite come i gatti. Questo su Repubblica, nelle pagine interne di Repubblica. Sì. Non so se adesso ci giocheranno sempre con questo nome. Allora, poi leggiamo anche la prima pagina del Messaggero. Bene. Universitari in tenda, fondi sbloccati per gli alloggi, stanziamento da 660 milioni per i nuovi posti letto. E poi il blitz di Zelensky a Roma e Berlino, quindi non solo Roma ma anche Berlino. Molto importante. E nel weekend vedrà sia Meloni che il Papa, ma abbiamo detto forse anche il Presidente della Repubblica. Ultimatum del governo, abbiamo già parlato, sulla pasta. Prezzo giù entro una settimana, categorico l'invito del governo. Polizia e Guardia di Finanza. Venerdì prossimo facciamo un punto, check, vediamo che cosa è successo. Vogliamo vedere se è calato oppure il prezzo no. della pasta. Polizia e Guardia di Finanza, i nuovi vertici, abbiamo già detto Pisani al posto di Giannini che sarà prefetto di Roma, alle Fiamme Gialle va Andrea De Gennaro, in Rai c'è il via libera a Roberto Sergio, amministratore delegato, con Rossi, direttore generale. Parte la rivoluzione in Viale Mazzini. Questa è la notizia. E anche, ne abbiamo già visto, ricetta elettronica, arriva l'ok definitivo, basta file dal medico. Insomma, questa ricetta in qualche modo molto positivo, ci darà una mano. Abbiamo parlato prima della Juve, sul Messaggero non poteva mancare riferimento ovviamente alla Roma. Segna Bove, finale più vicina, un giovanissimo della Primavera che ha avuto la possibilità di giocare una partita importante. Dillo il titolo di Repubblica. Tamo Pio Bove. Vabbè. Non possiamo vederli tutti, attenzione ai titoli. Comunque l'hanno scritto. L'hanno scritto. E poi, questo siamo sul Fatto Quotidiano, nemmeno Lione vuole più il TAV Torino. Questo Lione. l'avevamo detto ieri, è vero? Sì, però c'è l'Unione Europea che è molto preoccupata per questo tipo di atteggiamento. La Francia si sfila, Salvini e lobby strillano, perché evidentemente per il quotidiano che è vicino al Movimento 5 Stelle l'opera non è che sia poi fondamentale. Però l'opera dunque è costoso ed inutile, l'organo che valuta le opere pubbliche, è meglio ammodernare le linee esistenti, la nuova, se si farà, sarà pronta nel 2043. Quindi sono notato loro. Quindi, in questo momento evidentemente la Francia non ci crede. Hanno fatto un fotomontaggio con Macron. Eccola qui la fotografia, la stiamo vedendo. Quindi lasciamo anche il Fatto Quotidiano sul Giornale, eccola qua, i soliti sciacalli, scrive il Giornale.
PD e Conte in campeggio, democratici, democratici e 5 Stelle cavalcano la protesta degli studenti in tenda fuori dalle università, usano il caro alloggi per attaccare la Premier e il governo sblocca 660 milioni per l'emergenza. Questo è... Beh, comunque 660 milioni sono arrivati, cioè sono varati, questo. I ragazzi hanno ottenuto qualcosa. Questo senz'altro è importante. Zelensky missione a Roma, vedrà Meloni e il Papa, abbiamo detto c'è la possibilità anche di vedere il Presidente della Repubblica. Ancora attenzione Italia-Francia, Parigi mette la TAV nel mirino. Potrebbe essere in questa chiave di lettura una sorta di picca nei confronti dell'Italia da parte di Parigi. Siamo adesso al Libero, dall'attico alla tenda la protesta finisce in farsa. VIP e politici sul carro degli studenti, la Merlino si accampa sulla 7, faceva le dirette dal salotto chic, la Schlein contestata dai ragazzi, vedete questa... Libero non ne perde una. Assolutamente. E poi leggiamo ancora, sparite le multe dei politici, a Firenze consigliere di Fratelli d'Italia accusa Nardella, le fa togliere ai parenti. Grave, questa è una grave accusa, grave, quello che scrive. Bisogna verificare questa cosa. E poi le stime dell'Istat, questo è un problema, un argomento serio, le culle vuote ci costeranno 500 miliardi. Queste sono stime che vengono fatte dall'Istat. Se qualcosa non cambia, gli italiani nei prossimi anni perderanno 500 miliardi di PIL da qui al 2042, il 18% del PIL, che significa meno risorse per il welfare, per il servizio sanitario nazionale, per la previdenza. Sono questi gli effetti del crollo di nascite che con una curva costante da decenni segna il nostro paese, insomma disegnando. Quindi fanno una proiezione sull'economia, se le cose continuano così. Assolutamente, abbiamo il tempo ancora per qualche altro titolo questa mattina. Mi piace come sempre fare vedere anche il titolo del manifesto. Perché la vita agra? La vita agra, e leggiamo, no vedi, poi sotto, il governo sblocca 660 milioni per gli alloggi universitari, ma sono briciole da cui insomma si trarranno vantaggi, soprattutto ne trarranno vantaggio soprattutto i privati. Questa è la sintesi del manifesto. Che cita il famoso romanzo di Bianciardi, bellissimo, La vita agra. E poi attenzione Michele, perché questa è una notizia che riguarda la sanità. 3 mesi per un intervento di tumore, disastro a sanità, 103 pronto soccorso tagliati, liste d'attesa infinite, violenze sul 31% dei medici. Una fotografia... Sono agghiaccianti questi dati. Numeri impietosi, davvero, quelli che vengono riportati dal manifesto. Siamo adesso ad Avvenire, liberi di partire o no? Il Papa, se emigrare deve essere una scelta, rimuovere le cause che ne fanno una necessità. E intanto Zelensky domani sarà a Roma, possibile incontro con Francesco e con la Premier Meloni. Prudente Avvenire, possibile incontro. Avvenire come sempre. Gli altri quotidiani lo danno praticamente per certo. E poi una notizia di cui non si è parlato in questi giorni, però è in arrivo una vera e propria rivoluzione dall'Europa. Ecco come salvare l'insalata in busta, perché è stata approvata una direttiva che di fatto impedirà il commercio delle insalate in busta. La partita è ancora agli inizi, ma lo scontro è già entrato nel vivo. Parliamo della proposta di regolamento sul riciclaggio degli imballaggi, che è stata presentata lo scorso novembre in Commissione europea, che ha appena avviato il suo iter legislativo tra il Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo. L'Italia è in prima fila tra i più critici e chiede una direttiva e non un regolamento per lasciare flessibilità agli Stati. Insomma, verrebbero abolite tantissime produzioni che vanno in busta, e quindi, a parte le conseguenze per il mondo del lavoro, attenzione, per queste aziende, ma anche per chi non ha tempo e quindi cerca anche questo tipo di soluzioni. Siamo arrivati alla fine, ti lascio con Osho, con il governo stanzia 660 milioni per il caro affitti. Vedi, loro lo sottolineano questo. Sono soldi sbloccati d'affitto. Bernini, entro il 2026 avremo 70.000 posti in più. E poi vedi cosa dice Osho. Guarda, la tenda dice... Aspetta, ha detto il sindaco che se ci mettiamo dentro un anziano non ci possono cacciare. Vabbè, questo è Osho. Il tempo di Osho. Ci fermiamo qui per stamattina. Breve pausa, poi corri Catania. Pronti, eh? Ci vediamo dopo, grazie.
Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo ancora instabile sulle regioni settentrionali con acquazzoni e temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche la Toscana, l'Umbria e parte delle regioni del Medio Adriatico, ma qui in forma più isolata. Un po' di variabilità anche sulla Sicilia, giornate di alternanza tra sole e nubi con qualche possibile fenomeno associato, specie sui settori occidentali della regione, la ventilazione debole o regime di brezza lungo le zone costiere con mari prevalentemente calmi o poco mossi, e temperature che si manterranno pressoché stazionarie, con valori massimi che saranno compresi tra i 21 e i 24 gradi. Condizioni di variabilità anche nel corso della giornata di sabato, con cieli in prevalenza grigi e qualche possibile fenomeno associato, la ventilazione a tratti sostenuta, specie sulle coste orientali, dove i mari infatti qui saranno localmente mossi e specie al largo. Temperature che saranno in lieve ripresa di qualche grado, con punte che potranno anche sfiorare i 27-28 gradi, ma per maggiori dettagli vi rimando come sempre all'app gratuita di Trebi Meteo. Allora, sono 8:02, abbiamo due ospiti che siamo molto lieti di avere con noi. Elena Cambiaghi, organizzatrice di Corri Catania, e avete visto la sua bella e rassicurante divisa che ci fa sempre piacere di incontrarla, Stefano Principato della Croce Rossa Italiana, perché parte la 14ª edizione di Corri Catania domenica dalle 10 in Piazza Università. Quanti chilometri sono? Sono 5 chilometri di solidarietà e divertimento. Caspita, ma da fare come? A piedi, corsa, marcia? La bellezza di Corri Catania è che uno la può fare come desidera, Come correndo, camminando, spingendo un passeggino, venendo con la carrozzina. È per tutti. È bellissima. E il percorso qual è? C'è un percorso oppure anche lì ci sono... Ogni anno cambiamo percorso perché il nostro slogan è Catania corre per Catania, sia in senso fisico, quindi lungo le strade del centro storico cittadino, ma anche in senso figurato, per raggiungere un obiettivo per la nostra città. Si parte alle 10 in punto da Piazza Università e il percorso si snoda proprio nel cuore di Catania, sulla via Etnea, via Sant'Euplio, arriviamo in Piazza Roma e entriamo alla Villa Bellini. Quest'anno la novità è proprio questa parte del percorso nel polmone verde della città. Dalla Villa Bellini ci spostiamo poi su via Santa Maddalena per dirigerci verso Piazza Dante, vediamo il museo dei Benedettini, scendiamo su via Teatro Greco, quindi veramente dei posti bellissimi, e da lì ci dirigiamo verso il Castello Ursino. Il giro del Castello Ursino, si ritorna su via Garibaldi per poi arrivare dritti verso Piazza Duomo e ritornare in Piazza Università per la festa finale. Fantastico. E qui a che orario a che ora prevedete la festa finale? La festa finale attorno alle 12:30, anche perché è la festa della mamma, e quindi poi tutti a portare le proprie mamme, a festeggiare quindi le proprie mamme. Alle... Si parte alle 10 e si conclude verso le 12:30. 12:30. E la Croce Rossa sostiene naturalmente questa iniziativa? Sì, certo, noi siamo partner di Croce Rossa. Ringrazio Elena Cambiaghi e gli organizzatori perché hanno fatto capire una cosa molto semplice: si possono aiutare gli altri divertendosi. Corri Catania è questo, connubio fra sport e solidarietà, e noi siamo testimoni perché molti progetti di Croce Rossa sono stati realizzati grazie al contributo di Corri Catania. Nello specifico quest'anno abbiamo un'iniziativa piuttosto importante. L'anno scorso abbiamo finanziato un ambulatorio solidale aperto alle persone più fragili della nostra città, che sono i senza fissa dimora, gli invisibili. Invisibili perché non hanno neanche il medico e quindi non compaiono nel nostro servizio sanitario nazionale. E quest'anno cosa pensate? Quest'anno implementeremo i servizi proprio perché grazie alla macchina donata a Corri Catania riusciamo ad arrivare sul territorio e a dare la possibilità a domicilio a quelle persone disabili, anziani che non si possono spostare, non possono arrivare all'ambulatorio, di poter avere a domicilio una prestazione sanitaria. Una macchina medica? Cioè attrezzata? Sì, sarà una macchina della solidarietà. Si chiama l'auto per la salute, proprio perché vogliamo che sia un'automobile attrezzata per dare questo servizio. Quindi la finalità di Corri Catania è un po' questa? La nostra finalità è la solidarietà. Diciamo che abbiamo utilizzato lo strumento della corsa camminata, una cosa facile, alla portata di tutti, per raccogliere fondi e ogni anno raggiungere un progetto solidale. Come ha detto Stefano, abbiamo corso per la Croce Rossa per tanti anni, ma l'abbiamo fatto anche per tutte le strutture ospedaliere catanesi. Però contemporaneamente anche un po', come si dice, ecologica, ambientalista, aria aperta, no? È una festa del benessere, quindi tutti all'aria aperta e ci riappropriamo della nostra bella Catania. Questo è bellissimo, naturalmente. Ho visto il Village ieri a Piazza Università,
Descrivetecelo. Allora, il Village è questa anteprima, il cuore pulsante dell'evento che Da qui a domenica uno volendo passa da lì. viene a trovarci. Noi Esatto. siamo felici di accogliere tutti Una i bella nostri struttura, amici. tutto in plastica. cos'è? Noi abbiamo fatto un palco che sarà palco. proprio il focus dell'evento, sul quale ci saranno tantissime attività. Noi siamo proprio pronti per correre di nuovo giù in Piazza Università, perché oggi dalle 10 abbiamo circa 200 ragazzi delle scuole che hanno vinto un concorso di disegno e di creatività e li premieremo proprio sul palco. Bello. Poi durante il pomeriggio avremo esibizioni di talenti, avremo momenti di sport. Stasera abbiamo una festa per tutti i bambini sul palco di Corri Catania. Domani è la giornata dedicata allo sport, con le federazioni sportive, il CONI e tante realtà dello sport catanese che verranno e trasformeranno Piazza Università in una palestra a cielo aperto. Il tutto per arrivare prontissimi domenica alle 10 al via. Beh, un programma intensissimo, veramente, complimenti. Grazie. È bello, fa piacere sentirvi. Voi con la Croce Rossa fate un sacco di cose importanti, ma vi state preparando anche per Lampedusa, è vero? Per l'hotspot di Lampedusa? Noi siamo impegnati a 360 gradi, in realtà sul territorio già la nostra attività è presente, lo sapete benissimo, perché spesso ringrazio anche questa emittente, do la possibilità di far vedere il nostro impegno. Noi siamo vicini alle persone e alle loro esigenze, in questo periodo il fenomeno della migrazione è piuttosto importante, quindi siamo pronti come ogni volta, anche in quel posto, anche in quella realtà, a dare il nostro contributo. Avete già una data nel momento in cui... Stiamo aspettando il perfezionamento del decreto e quindi una volta ultimato il decreto partiremo anche a Lampedusa, quindi come voi, sempre. Voi gestirete l'hotspot in sostanza? Sì, abbiamo questo mandato con tutti i centri di appunto prima attesa che sul territorio verranno istituiti. È una bella responsabilità, perché si è sempre detto, insomma, che questo hotspot veniva lasciato all'abbandono, non c'erano regole. Adesso mi pare si può andare verso una normalizzazione, si spera. Chiaramente quando arrivano 5.000 persone in 2 giorni è un po' complicato poi gestire l'emergenza. Diciamo, noi abbiamo gestito le navi quarantena nel periodo Covid e credetemi non è stato semplice, e quindi le scommesse a noi ci piacciono, non ci fanno paura, l'espertise di uomini, donne e volontari di Croce Rossa, sottolineo, la nostra forza è quello della capacità anche sul territorio di mettere migliori intelligenze, ci porteranno in questa grande scommessa, ma tutti quanti insieme riusciamo a risolvere. Beh, in bocca al lupo e grazie già sin d'ora, perché veramente cambiare quella situazione lì era una cosa assolutamente necessaria. Volevo soffermarmi un attimo con Elena Cambiaghi, perché ha un curriculum che è spaventoso, l'Officina della Salute, tutti a bordo, l'auto per la salute. Lei ha una vocazione, diciamo, bellissima per la solidarietà, per l'altruismo, è un esempio. Sono arrivata a Catania 30 anni fa. Mi sono innamorata da Pavia. Mi sono innamorata di questa città e credo che Corri Catania sia veramente un gesto d'amore che tutti noi catanesi, perché ormai mi sento tale, certo. Dobbiamo fare per la nostra città. Io insieme agli altri organizzatori della Corri Catania SSD siamo felici ogni anno di spenderci per questo evento che, come definisce ormai Stefano, è un appuntamento, non è un evento, un appuntamento atteso. Abbiamo iniziato nel 2009, quest'anno 15ª edizione, quindi diciamo abbiamo già una nostra piccola storia che diventa il trampolino di lancio per andare avanti. Complimenti. Ci hanno fermato neanche durante la pandemia, diciamo, sì, ininterrottamente a corso. Bravissimi. Domenica c'è il Corri Catania, ma ci sono tutte le iniziative sia oggi che domani, e posso confermare c'è un clima di allegria. Ieri sono passato in monopattino velocemente. Ti abbiamo visto. E però ho avvertito veramente, adesso non lo dico perché sono qua, ma un clima piacevole davvero, Grazie. disteso e di partecipazione, non la solita cosa tirata via. Davvero complimenti. Corri Catania alle 10 a Piazza Università domenica, e intanto oggi e domani la Village a Piazza Università. Grazie. Complimenti. Grazie. Facciamo una breve pausa e poi c'è un'altra iniziativa in vista, le Azzalee della ricerca, sempre per la festa della mamma che è domenica. State con noi, buongiorno Sicilia. 8:13,
amici, abbiamo un'altra ospite con noi, Ernestina De Francesco, che è una ricercatrice nel Dipartimento dell'Università di Catania ed è animatrice in occasione della festa della mamma, delle azzalee della ricerca, cioè torna la campagna dell'AIRC Sicilia a sostegno della raccolta fondi per la ricerca scientifica contro il cancro, estremamente importante. Come si svolgerà, dottoressa? Sarà una giornata meravigliosa, saremo in 800 volontari in tutte le piazze siciliane che ci uniamo ai 20.000 volontari che in tutta Italia distribuiranno le bellissime piante dell'azalea della ricerca, che allieteranno le nostre case, renderanno sicuramente felici le nostre mamme. Distribuiremo una guida speciale per la prevenzione delle malattie oncologiche per fasce d'età, a fronte diciamo, di un piccolo contributo che servirà proprio per la ricerca. Quindi se ci si connette sul sito www.airc.it possiamo digitare la nostra città e il nostro paese e trovare il punto di distribuzione più vicino a noi. In moltissime piazze di Catania, Sì. di tutta la Sicilia. Chi sono questi 800 volontari? Questa è gente generosa, eh? Sì, assolutamente. Si tratta di persone che magari per vocazione o perché hanno un po' di tempo libero o magari perché hanno avuto un contatto con le malattie tumorali e quindi si sono sentite anche forse in dovere oppure hanno il piacere di contribuire e quindi di fare un gesto di solidarietà. Devo dire che anche noi ricercatori, io con il mio team mi vesto da volontaria, diciamo, in occasione delle campagne AIRC, lo facciamo veramente tanto volentieri e partecipiamo alla mission di AIRC, che è quella non solo di naturalmente dare fondi per la ricerca, ma anche diffondere i risultati della ricerca e diffondere anche quelle che sono le notizie in tema di prevenzione, quindi certo. corretti stili di vita. Abbiamo visto delle immagini, stiamo vedendo delle immagini bellissime, ce n'era una del vostro gruppo Sì. Poco fa, che poi magari passerà dopo. Quindi stava dicendo, ricerca, eccola qua, qui siete un bel gruppetto, eh? Sì, sì, siamo Questi chi sono? I ricercatori del laboratorio di endocrinologia, dove è presente anche la mia unità di ricerca startup che è completamente finanziata da AIRC grazie all'ottenimento di un prestigioso finanziamento. Il laboratorio è localizzato nei locali dell'ospedale Garibaldinesima, nell'unità appunto di endocrinologia diretta dal professore Belfiore, e ci troviamo in endocrinologia a studiare come mai nelle donne obese oppure in sovrappeso, quindi che hanno delle malattie metaboliche, il tumore al seno è più aggressivo. Al momento per queste donne sappiamo che la malattia è più maligna, tende più facilmente a metastatizzare, ma non abbiamo un trattamento clinico dedicato, specifico per queste donne. Quindi noi cerchiamo di individuare per quale motivo la malattia è più aggressiva e trovare delle vulnerabilità che consentono poi farmacologicamente di poter trattare meglio queste pazienti. Beh, interessantissimo, importantissimo. Questo significa fare la ricerca, concentrarsi su un obiettivo Sì, si parte da un'esigenza clinica, quindi da un problema irrisolto, da una domanda, e con la curiosità, la passione, superando le frustrazioni quotidiane e superando anche la difficoltà dell'accesso ai fondi, perché purtroppo è un problema strutturale non solo del Sud Italia, ma dell'Italia tutta rispetto a realtà come l'Europa o ancora di più gli Stati Uniti, che investono tantissimo in ricerca. E quindi noi un po' meno. Purtroppo mi rendo conto che questo è un periodo in cui la sanità tutta e anche gli altri settori, ricerca, istruzione, sono molto risicati in termini di fondi. Grazie all'aiuto di Fondazione AIRC, la più grande associazione privata, fondazione privata che da oltre 60 anni raccoglie la fiducia dei cittadini in pacchetti economici che mette nelle mani dei ricercatori solo quelli che presentano i progetti più interessanti, più innovativi e più promettenti, che possano fare quella transizione che viene chiamata from bench to bedside, quindi dal bancone del laboratorio direttamente al letto del paziente, alla quindi persona. Che possano dare un risultato concreto. E domenica le azzalee? Domenica saremo lì.
si tratterà di dare un contributo di 18 euro. Saremo lì anche per rispondere alle domande, eventualmente dubbi di chi sarà in piazza, quindi ci farà piacere magari tra un Corri Catania e l'altra, tra una stazione e l'altra, distribuire una pianta. Diciamo che la Sicilia è stata molto generosa, nel senso che Fondazione AIRC nel 2023 ha raccolto 1,5 milioni di euro che in questo momento sono serviti per supportare 10 progetti molto importanti in tutta Sicilia, tra Università di Palermo e Università di Catania, tra cui il mio progetto, quello del professore Belfiore e il professore Vigneri, che sono anche loro nelle immagini che avete visto, il gruppo di ricerca. Progetti che interessano diverse malattie, quindi non solo i tumori femminili come il tumore al seno, il tumore endometriale, ma anche il melanoma o il tumore tiroideo, che è molto importante nell'area catanese in termini di incidenza a causa di particolari esposizioni dovute al vulcano. Quindi abbiamo un'incidenza maggiore, per cui c'è il progetto di ricerca del professore Vigneri, sta cercando di studiare come i metalli potrebbero influenzare la patogenesi tiroidea. I fumi dell'Etna possono influenzare anche la composizione del terreno, che poi influenza le acque, e molto recentemente, per parlare di risultati concreti della ricerca, il gruppo coordinato dal professore Giorgio Stassi presso l'Università di Palermo, in collaborazione con i professori Vigneri e Belfiore dell'Università di Catania, hanno collaborato per ottenere degli importanti risultati che sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature, dove hanno dimostrato che una mutazione di un particolare gene all'interno di quelle cellule che vengono chiamate progenitrici staminali, cioè quelle cellule che sono alla base del tumore, quelle da cui non hanno deciso la specializzazione. Esatto. Questa mutazione fa prendere loro la decisione di diventare tumore, e quindi è chiaro che da un punto di vista è una mutazione di un singolo gene, quindi basta la sostituzione di una piccola parte della sequenza genica, che chiaramente può determinare questo commitment, questa decisione verso... Come si può intervenire? Magari certo, facendo screening si può capire, si può intercettare questo mutamento? Assolutamente, abbiamo oggi a disposizione tecnologie estremamente avanzate, per cui noi siamo in grado, anche attraverso quelli che vengono definiti big data, cioè i grandi dati, di conoscere un tumore nome e cognome, cioè di avere la sua carta d'identità. Il grande sforzo che bisogna fare adesso è quello di ridurre questa complessità anche attraverso la bioinformatica e l'integrazione dei cosiddetti dati omici che ci vengono da tante discipline, quindi dati di geni, dati di proteine, dati di metaboliti messi insieme, integrati insieme, quindi anche la bioinformatica da questo punto di vista è un aiuto fondamentale oggigiorno. Ho una curiosità da terra, da uno che non ne sa nulla, ma si sente parlare di vaccini contro i tumori? Certo, questo è il campo molto interessante dell'immunoterapia, perché diciamo che noi sappiamo, per risponderle in maniera altrettanto semplice, che il nostro sistema immunitario ci aiuta contro i virus, i batteri, le infezioni e tutti gli agenti esterni, giusto? E anche il tumore è qualcosa di estraneo in qualche modo, perché è una cellula alterata, impazzita. Ebbene, nei soggetti che sviluppano il tumore, il sistema immunitario non è riuscito efficacemente a rimuoverlo, e quindi il tumore ha preso il sopravvento. Quindi quello che si può fare è cercare di risvegliare il sistema immunitario e quindi creare delle armi che rafforzino il nostro sistema immunitario per superare quella che viene definita la corruzione, cioè purtroppo il tumore riesce a corrompere le cellule che gli stanno intorno per poter crescere. Quindi i vaccini risveglierebbero il sistema immunitario. Poi è un campo complesso, ma rientra nell'ambito dell'immunoterapia, e i vaccini possono essere una realtà sicuramente. Siamo alle viste o ci vorranno ancora? È chiaro che tutti vorremmo dei risultati molto rapidi e che la ricerca procede per step. Cos'è importante? Creare dei network di collaborazioni a livello mondiale, quello che viene definito l'accelerazione della ricerca, e ci sono dei bandi supportati proprio da Fondazione AIRC che vengono chiamati Accelerator Grant, cioè difficili per bandi noi, di accelerazione, diciamolo in maniera semplice. Significa che più partner a livello mondiale possono unirsi insieme
insieme per condividere, sta avvenendo, è una realtà. È una cosa molto positiva di Fondazione AIRC per il Sud Italia e anche per la Sicilia è che da quest'anno sono stati indirizzati dei fondi specifici solo per il Sud Italia, quindi per dei progetti che vadano a rafforzare il nostro tessuto culturale e scientifico, perché ovviamente purtroppo abbiamo risentito a volte di disparità territoriali che sono insite nel nostro territorio da molti anni. Per cui... Ancora una curiosità, c'è questo manifesto molto bello, La forza delle donne, ma poi come dire, sul piano della prevenzione cosa si deve fare e come si viene aiutati in questo percorso, diciamo, di prevenzione? Beh sì, assolutamente. Allora diciamo che come menzionavo poco fa, attraverso dei progetti che i ricercatori di AIRC seguono ogni anno, il progetto AIRC nelle scuole, noi stiamo portando avanti una delle mission di AIRC che è quella di divulgare quanto più possibile la prevenzione primaria e secondaria e i corretti stili di vita. Cioè, la prima cosa che devono sapere la prima cosa che ragazze... si deve sapere è di mantenere uno stile di vita attivo, quindi di non essere sedentari e di fare attenzione all'alimentazione. Quindi innanzitutto di evitare... Cioè tutto corri Catania. Attivo vuol dire che bisogna... Esatto, bisogna correre, bisogna fare almeno quei 10.000 passi al giorno, è una buona idea. Questo lo dicono anche altri 30 minuti di attività anche leggera tutti i giorni. Alimentazione significa tenere d'occhio il nostro indice di massa corporeo, quindi significa utilizzare degli alimenti, non eccedere negli zuccheri e utilizzare degli alimenti che abbiano un profilo nutrizionale elevato, a fronte invece di un'alimentazione estremamente calorica e ricca in nutrienti, chiamiamoli così, cattivi, che non fanno altro che danneggiare il nostro organismo nel lungo termine. Quindi sono danni che si sviluppano purtroppo col tempo e non riusciamo a vederli in anticipo. A vedere perché, e invece sì, è una cosa che il corretto stile di vita è qualcosa che si assume sin da bambini, quindi è per questo che noi iniziamo dalle scuole elementari a distribuire, diciamo, queste informazioni e i bambini sono come delle spugne, per cui poi vanno a casa e riportano, mentre per le ovviamente fasce d'età più grandi abbiamo fatto degli incontri anche addirittura per l'Università della Terza Età, Lingua Glossa, sì, lo scorso novembre, sempre in collaborazione con AIRC Delegazione Catania, per cui diciamo per tutte le fasce d'età cerchiamo di dare delle indicazioni personalizzate. Quelle che hai già detto sono molto importanti, ce le stiamo appuntando perché man mano che passano dallo studio gli esperti più o meno i consigli sono simili, sono molto importanti, alimentazione e movimento. Diamo l'appuntamento, dottoressa De Francesco, allora per domenica? Sì, domenica ci troverete nelle principali piazze catanesi, saremo lì col sorriso, pronti a rispondere alle vostre domande e vi invitiamo anche, qualora lo vogliate, a partecipare anche voi, perché è una grande festa effettivamente, è una grande festa di solidarietà, quindi chiunque voglia, sente di avere un po' di tempo e un po' di vocazione, voglia rientrare tra i volontari AIRC, perché no, basta contattare le varie delegazioni presenti sul territorio e chiunque può dare una mano. Benissimo, grazie, complimenti, Grazie. Buon divertimento e buona iniziativa di domenica. Domenica c'è proprio una bella giornata di festa e di iniziative positive, ci fa molto piacere. Grazie. Buon lavoro, dottoressa De Francesco, facciamo una breve pausa e poi passeremo al varieté, non varieté, anzi. State con noi, buongiorno Sicilia. 8:29, abbiamo altri due ospiti cui diamo il benvenuto con molto piacere: Andrea Schilirò, conduttore comico, e Davide Bertino, benvenuto anche a lei. Buongiorno. In arte Sovranity, è una drag queen in borghese, una delle 5 drag queen che condivideranno un palco alla Sala De Curcis stasera alle 21 e domenica alle 18. Uno spettacolo in cui si ride,
ci si emoziona e si riflette tutto insieme. Che succede? Tutto per la prima volta in teatro, per la prima volta le drag queen approdano in teatro con uno spettacolo. Oltre al famoso Priscilla, regina del deserto, adesso per la prima volta vere drag queen fanno uno spettacolo in un atto dove si destreggiano tra musica, colori, paillette e tanto divertimento. La protagonista è Regina Rogers, accompagnata da bellissime drag queen, tra le quali Sovranity che ho accanto. Sì, ecco qua. Sovranity che ruolo ha? Ma Sovranity ha sicuramente un ruolo anche quasi protagonista, diciamo, no? Quindi dove ci saranno queste gag sicuramente dove noi non sappiamo in realtà cosa succederà, perché è come se fosse un po' una prova generale del teatro stesso. Quindi ci cimenteremo. Cioè, infatti lo spettacolo è la prova del teatro. Esatto, come se fosse una prova generale, quindi tra balletti che richiamano un po' anche il clima di Chicago, di burlesque. Ah, ecco. Voglio citare solo i nomi che lei in parte ha già detto, ma sono bellissimi. Regina Roger, lei Sovranity, poi c'è la Gianni, la Nana, Lady Gogo, e Gaston è più il conduttore, Andrea. Professionisti che fanno questo mestiere da tantissimi anni, adesso siamo messi tutti quanti in questo grande gruppo per divertire il pubblico in questa prova generale, veramente nel teatro, per la prima volta la Sala De Curtis, perché io sono un attore di teatro da tantissimi anni al Teatro De Curtis e per la prima volta stiamo ospitando delle drag queen, quindi tra musical e gialli per la prima volta arrivano le drag queen. Bellissimo, ma a parte il fatto che non sapete esattamente cos'è, una trama c'è però. Sì, certo, sicuramente è uno spettacolo leggero dove verranno trattati chiaramente anche dei temi di quotidianità, tra cui anche delle piaghe sociali, però rivisitati e quindi offerte al pubblico sicuramente sotto forma cabarettistica e quindi anche un po' ironica. Anche di lavoro e di difficoltà di trovare il lavoro, è vero? Sì, diciamo di sì. Diciamo di sì, però naturalmente lo fate in chiave un po' più ironica, perché chiaramente è uno spettacolo aperto a tutti, dai più piccini ai più grandi. Adesso che abbiamo qui una delle 5 drag queen, spiegateci bene. Chi sono le drag queen? Cioè, com'è che uno diventa Allora, la drag queen secondo me è una storia all'interno del teatro molto molto antica. Se vogliamo citare proprio la storia teatrale, sappiamo che già negli antichi greci c'erano questi uomini che si travestivano da donna, e poi passando anche dal teatro giapponese a quello di Shakespeare. E chiaramente ai tempi era anche voluto un po' dalla mentalità della religione, quindi politica degli uomini, per cui le donne non erano possibilitate ad esibirsi, quindi c'erano questi uomini che si travestivano da donna. Se voleva un personaggio femminile lo doveva fare l'uomo, esattamente. Chiaramente poi nel XX secolo invece tutto si è evoluto grazie, quindi la drag queen ha avuto proprio la caratterizzazione che era l'esasperazione della donna in sé per sé, no? Quindi tra trucchi, paillette, costumi, come infatti possiamo vedere, questo è un piccolo abito, vediamo un piccolo spoiler. Portato. Prego, è un cilindro, un piccolo spoiler dell'abito del teatro. Non so se è inquadrato. Ecco. E questo fa parte dei costumi, sì. Lo può indossare, vediamo che... non so se così rende, ci provo. Ma sta benissimo, devo grazie, dire. la Tutto ringrazio. artigianale, perché tutti i lavori fatti da loro, tutti i vestiti creati da loro, un lavoro veramente enorme al di fuori di quello del palco. C'è tanto lavoro. E questo significa anche quindi un investimento, un grande investimento. E ci vuole anche un sostegno probabilmente per fare questo. Sì, ed è già quasi tutto sold out, perché sono talmente tanto amati loro che le 2 date sono praticamente quasi sold out. Perché girano, quindi vanno... Sì, assolutamente. Sì, facciamo dei tournée sia singolarmente o in gruppo, dipende chiaramente poi anche la richiesta che c'è dello spettacolo nel momento, e quindi ricollegandomi a prima, la drag queen diciamo è una figura che racchiude un po' tutti i lavori dello spettacolo, tra cui il make-up artist, quindi il costumista, l'attore stesso, perché si tratta molto spesso anche di intrattenimento ma di improvvisazione col pubblico. Ah, improvvisate anche? E dialogando col pubblico? Sì, più questo capita nelle serate nostre private, ecco, magari in teatro no. Guarda, ci sono delle immagini, non so se lei è in uno di questi qua, però... No, queste sono le drag queen di Las Palmas, della Spagna, sono un po' più... diciamo agguerrite, se possiamo utilizzare questo termine. Però prima si è vista Regina Rogers in un video da solo
che stava quella- ballando era quella di Regina poco fa. Rogers, sì, assolutamente. Questi sono Qui siamo in spettacoli- Spagna, sì, quindi, questo è praticamente. Las Palmas, è il Carnevale di Las Palmas, dove ci sono queste drag queen molto appariscenti. Sì, Ecco, noi siamo più vestite, questo sì. E la gente partecipa in maniera straordinaria, la vedo. gente ormai, ringraziando sì, anche la televisione, i media, ha avuto un riscontro molto positivo, sta avendo un riscontro molto positivo verso quest'arte che sta spopolando abbastanza. E lei come c'è entrato, come è arrivato? Io quest'anno sono 11 anni che festeggio, 11 anni, 11 anni, ho complimenti. iniziato giovanissimo, avevo 17-18 anni quando ho iniziato questa carriera, ho iniziato come ballerino, poi ho smesso la carriera da ballerino e volevo comunque rimanere all'interno di questo lavoro che tanto amo, e quindi diciamo che la drag queen mi ha potuto dare quello che è la danza, in un certo modo mi offriva sia a livello emozionale che a livello artistico stesso. Anche perché lì non sono tantissime, quindi c'è forse più spazio per chi ama. Sì, diciamo che la concorrenza in questo lavoro ad oggi c'è ed è sempre in continua crescita, perché è un lavoro che, come Che dicevo piace, prima, diverte. che piace, sì, anche la televisione nazionale Certo. sta andando sempre ad espandersi. E lei come c'entra? Io sono il conduttore in realtà, Lei è il conduttore. proprio essendo di casa al Teatro dei Curtis mi hanno chiamato per condurre questo evento, proprio perché conosco Regina Rogers che abbiamo appena visto, che è l'anello conduttore di tutto lo spettacolo, con un suo personaggio che è la signora Cammela, che è la signora delle pulizie di questo teatro, e non voglio spoilerare niente perché no, sennò peccato, poi... però lei è Cammela? la signora Cammela. La signora Cammela. E lei lega tutto quanto lo spettacolo con questi fantastici personaggi che ho accanto. È il conduttore che... Conduce questa prova generale in maniera disastrosa, perché non si aspetta questi ingressi inaspettati, tutti questi personaggi che sconoscono tante dinamiche dello stare sul palcoscenico, e quindi mettono anche un po' in difficoltà, però è una bella prova generale. Beh, è girate quindi, Debuttiamo intanto domani, stasera. Abbiamo detto stasera Sala dei Curtis e anche E domenica. domenica. E poi incrociamo le dita e speriamo che si possa andare avanti. Intanto abbiamo il tutto esaurito, quindi siamo ottimisti. Ma fantastico, c'è un'attesa notevolissima, perché alla gente piace molto questo, vero? Sì, alla E non gente- è da tanto che va, o no? No, diciamo che a livello televisivo forse ha da un po' di anni che questa realtà esiste, però già nei teatri oppure nelle serie private chiaramente è una realtà che già esiste da più tempo. Che sicuramente. bello. Bene, vi facciamo tanti complimenti, in bocca al lupo. Grazie. Allora, Grazie. varietà, no, varietie, che già immaginate il gesto. Va bene, Sala De Curtis questa sera alle 21 a Catania e domenica alle 18. Spettacolo di drag queen. Grazie. Grazie complimenti. mille a voi. Facciamo una breve... No, ci vediamo adesso, continuiamo a sorridere insieme, anzi a ridere proprio. Allora, io sono Rocco Barbaro, Rocco di nome, Barbaro di professione. E nella vita faccio l'attore famoso, ho scelto proprio il genere famoso. Un genere impegnativo perché siamo sempre un po' in giro per il mondo, oggi qua a Palermo, domani prendi, parti e vai a Carazzi. Insomma, siamo sempre un po' sbattuti da una parte e l'altra. Però prima di fare l'attore famoso facevo l'impiegato negli uffici delle ferrovie dello Stato. Non vi dico in che Stato. Ma era un lavoro particolare, mi avevano dato un cartellino magnetico e dovevo timbrarlo 2 volte al giorno. Come lavoro non è che era pesante. 2 timbri, uno in entrata e uno in uscita. L'unica cosa che non ho mai capito è perché fra un timbro e l'altro dovevano passare 8 ore. Cose da pazzi. Tant'è che gliel'ho chiesto al capo ufficio un giorno, gli ho detto scusi, mi posso portare il lavoro a casa? Ma quale lavoro? La macchina dei timbri, minchia, sei incazzato. Io sono di Reggio Calabria, anche se ormai vivo da più di 50 anni in Italia. A Milano, poi sono stato in Friuli, in Veneto. E a Reggio Calabria avevo provato anche a cercare lavoro, avevo fatto i soliti concorsi. Poste, intendenza di finanza, tesoro, giustizia. Mi era andata male. E così avevo provato anche nel privato, in una delle più grosse aziende private della Calabria, non so se la conoscete anche voi, l''Ndrangheta. Un'azienda seria che non sbagliava un colpo. Avevo superato la prova scritta, i quiz. All'orale stavo rispondendo a tutte le domande, il presidente mi blocca e mi fa: lei parla troppo. No, parlo troppo, sto rispondendo alle domande.
troppo. E così non mi hanno preso, hanno preso gente che faceva scena muta. Raccomandati. Comunque non è che voglio fare polemica, perché insomma, ma secondo me, anche nella 'ndrangheta, minchia, c'è una mafia. Va bene, abbiamo un'altra ospite che salutiamo, Samantha Maccarrone, esperta di investimenti in bene rifugio. Buongiorno e quindi consigli per tutti noi. Allora, oggi di che parliamo? Oggi parliamo di pietre preziose. L'ultima volta abbiamo parlato di investimenti, in cosa è possibile investire, e parlavamo di oro. Sì. Ora, diciamo, a fianco all'oro non abbiamo soltanto l'oro, ma nei beni rifugio annoveriamo anche le pietre preziose. Le pietre preziose, rifugio, quindi siamo sempre nell'ambito dei beni rifugio. Dei beni rifugio e gli investimenti, insomma, del soldi, per intenderci. Qui si parla di soldi. Insomma. Esatto. Ah, che bella immagine questa qua. Sì, parliamo, esatto, la regia ci fa vedere un'immagine di diamanti. Quando parliamo di pietre preziose diciamo che fondamentalmente è diviso in due grandi famiglie: pietre incolori e pietre colorate. Le pietre incolori sono appunto i diamanti che stiamo vedendo, le pietre colorate invece sono il rubino, lo zaffiro, lo smeraldo e così via. Questi sono quelle colorate. Ah, ecco le colorate. Quali valgono di più? Scusi. Sicuramente i diamanti, infatti tutti gli investimenti, diciamo il 90% degli investimenti in pietre preziose è focalizzato sui diamanti e più precisamente sui diamanti taglio brillante. E conviene investire negli uno e negli altri? Allora, è sicuramente un momento proficuo per gli investimenti, così per come per l'oro. Dicevamo l'altra volta che se quello del mattone è un momento un po' particolare, in realtà quello dei beni rifugio è un momento proficuo sicuramente. C'è da dire però che ci sono pro e contro sia sicuramente per i metalli preziosi, quindi oro e argento, che anche per le pietre preziose in generale. Quali possono essere i pro e i contro per queste cose così, diciamo, oggetti del desiderio, che sono i diamanti? Il primo pro sicuramente è che ci vuole tanta cultura, non è un gioco, sì. È semplicissimo. Qualche tempo fa abbiamo sentito parlare di una truffa famosa da parte di una banca, che poi peraltro sfociò in un giudizio penale, tutt'oggi ancora pendente, e purtroppo nei diamanti c'è moltissima varietà. Diciamo, ci sono tanti tipi di diamanti e spesse volte quei diamanti che magari in realtà non sono proprio diciamo idonei ad un investimento vengono spacciati per idonei. Quindi è questo sempre molto importante, rivolgersi alle persone giuste. Non era italiana quella banca? No, non era italiana. Non era italiana. Ecco. Era partecipata da una banca italiana, non lo era. Quindi bisogna stare attenti. E chi ci capisce? Diciamo che quando si tratta di investimenti in diamanti, in pietre preziose, comunque in beni rifugio in generale, bisogna rivolgersi a persone esperte. Persone esperte siamo noi gemmologi o comunque chiunque abbia a che fare del mondo aurifero. Per fare un esempio, sul territorio siciliano sicuramente il mio gruppo Orofollia è presente, sicuramente opera correttamente, però anche, diciamo, consigliato rivolgersi principalmente a CTU, a consulenti tecnici di ufficio che operano presso i tribunali d'Italia, come nel mio caso. La persona sono gemmologi? Sì, il gemmologo. La competenza in questo caso per le pietre preziose è quella del gemmologo. E dicevamo, li abbiamo visti e ci hanno fatto già un po' girare la testa, quelli diamanti e quelle colorate. Esatto. Dove ci orientiamo? Il più proficuo sicuramente quello dei diamanti, più precisamente, come accennavo, il diamante taglio brillante. Perché? Questo? Perché, tipo questi? Sì, quello che noi vediamo sulla sinistra, a margine sulla sinistra, quello Sulla rotondo. sinistra. Quello rotondo, per intenderci. Il diamante taglio brillante, al centrale ad esempio abbiamo un taglio goccia nel centro, sulla destra abbiamo un taglio ottagonale. Quello che è sicuramente più proficuo è quello rotondo, per intenderci, il taglio brillante. Ecco. Perché? Spieghiamo anche perché il più proficuo, in quanto il taglio brillante è per eccellenza il taglio del diamante. È stato dimostrato che su questo taglio la pietra dà il massimo della sua lucentezza, quindi da quel punto di vista viene definito il migliore. Ma azzardare un valore di una cosa del genere? Allora, il valore del diamante si divide in 4C, Color, Clarity, Cut. 4C, Color, Clarity,
cat e carat. Di conseguenza poter dare un valore su una pietra è impossibile, perché il valore è dato dalla somma algebrica di queste quattro discriminanti. Il carato, il colore, clarity la purezza e cat il taglio. E se quando uno dice ho trovato quello giusto? Beh, se ha trovato quello giusto, buon per lui. Buon per lui o per lei? Buon per lui o per lei, vuol dire che ci si rivolgerà alle persone esperte e seguirà una valutazione. Vengono effettuate delle perizie ufficiali che quindi ne annoverano anche il valore di mercato e di conseguenza si conservano. Parlavamo poco fa dei pro e dei contro. Il contro sicuramente è quello che va tenuto parecchio tempo, cioè non è un investimento che io penso in 1 o 2 mesi posso immediatamente economizzare. No, sono investimenti molto molto lunghi. Se l'investimento in oro, diciamo, consigliamo minimamente un minimo di 3-5 anni, quello delle pietre preziose consigliamo un investimento minimo non inferiore ai 10 anni. No. E sono tassati? Ultima curiosità. Allora, a differenza del metallo prezioso, il quanto rientra nel novero della legge 7 del 2000, quindi completamente esente dalla tassazione, il diamante rientra nella tassazione. Pure? Quindi, purtroppo sì, anche lì lo Stato vuole avere la sua parte. Cautela. Ci sta assolutamente sì, da questo punto di vista. Per ora ci possiamo fermare qui. Continueremo ancora a sognare e rimanere frustrati. No, sicuramente. Questo ci dà una serie di consigli importanti. Grazie a voi. Grazie alla dottoressa Samantha Maccarone. Adesso, Angelo, hai qualche quotidiano da Ho due curiosità veloci, se abbiamo il tempo. Parliamo ancora di intelligenza artificiale. Ci sono i paletti che arrivano dall'Europa. Il riconoscimento facciale vietato sulle strade. Strasburgo, questa è una cosa importante, approva il testo della proposta di legge per regolare l'intelligenza artificiale a partire dall'utilizzo della videosorveglianza. Quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, perché gli impianti di videosorveglianza non porteranno poi alla ci manca pure che ci fanno il riconoscimento mentre camminiamo. Questa, diciamo, è la notizia che arriva il rischio è quello, da Strasburgo. Poi mi piace evidenziare stamattina e ricordare celebrare un grande uomo. Parliamo di Giorgio Armani, dottor moda, così beccata la settima, quante lauree? L'ennesima laurea ad honorum, però stavolta nella sua Piacenza lo stilista ha ricevuto dal rettore dell'Università Cattolica la laurea honoris causa in Global Business Management. Complimenti ad Armani, ha preso un sacco di lauree, davvero. Bene, allora siamo arrivati in chiusura. Accadde oggi, state lì, ancora non è finita, dobbiamo vedere un video meraviglioso, poi vi dico. Allora, 12 maggio del 1820 a Firenze nasceva l'infermiera epidemiologica che è fondatrice dell'infermieristica moderna, il nursing, cioè le infermiere vere e proprie sono nate a Firenze nel 1820, come oggi. Nel 1832, il 12 maggio, al Teatro di Milano, che si chiamava La Cannobiana, c'è la prima rappresentazione dell'Elisir d'amore di Donizetti. Nel 1907 in America nasceva un'attrice vincitrice di 4 Oscar, Katharine Hepburn, bellissima, bravissima soprattutto. 1974 in Italia, me lo ricorderete? 12 maggio vince il referendum con i no all'abrogazione del divorzio, 59,3%, altissima l'affluenza, 88%, per cui la legge che ha liberalizzato i divorzi, la legge Fortuna Baslini, è ancora in vigore. Il 12 maggio dell'81 negli Stati Uniti nasce chi? Rami Malek. Voi direte chi è? Premi Oscar e Golden Globe come miglior attore protagonista per un film bellissimo che si chiama Bohemian Rhapsody, il film su Freddie Mercury. Bello, proprio un biografico. Poi il 12 maggio del 2000 a Londra apre la Tate Modern Gallery, una delle gallerie d'arte più importanti del mondo. 2002 a Cuba atterra Jimmy Carter, cioè il 12 maggio del 2002 per la prima volta nella storia un presidente americano va a Cuba, che è considerata, come dire, isola di Castro, i comunisti, eccetera, eccetera, e invece è andato a fare un saluto e a quindi rendere meno tesi i rapporti. Nel 2008 un terremoto
di grado 7-8, quindi fortissimo, devasta la Cina. Il 12 maggio del 2017 un attacco di pirati hacker sconvolge milioni di computer nella sanità inglese e nella rete telefonica spagnola, cioè era un attacco globale. Vai a capire chi è che l'aveva organizzata, non siamo riusciti a saperlo. Nel 1995 purtroppo a Cardano Campo, vicino a Varese, per un arresto cardiaco a 47 anni soltanto è morta la grande Mia Martini. E questo è il nostro omaggio, vi lasciamo con la struggente Minuetto. Grazie, buon weekend, buon fine settimana, ci sono tante feste in giro per la Sicilia, ci rivediamo, festa della mamma prima di tutto, ci rivediamo lunedì.